prossimo arrivare con le giornalisti del governo Ranieri Sant'Angelo Piovese, girato al 17, kilogrammi 50 limite. Anche questo match sarà disputato, si svolgerà sulla distanza di 3 mesi per 2 minuti ciascuna. A dirigere questo match Marco Zanetti. Domani bis inizia ore 17 con le finali di questo torneo giovanile 2026. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa.
avanti. Bravo! Bravo, preparati! Via! Bravo! E ora sotto, non caricare i conti, sta più a munizione questa qua, oh! È una considerazione di ripresa. Lo scompagnamento pugilato è vinto questa volta, è vinto a prepararsi Tommaso Lombardo, con Bosco Risi e Alessandro Fiori, Tommaso e poi in piedi. Anche solo, anche appunto dopo il gomito, di la testa, è la squalifica. Lasciami volare, no? Attenzione, poi in secondi. Dai Rami! Una terza e l'ultima ripresa. Bravo, dai! Bravo! Bravo! Dio che puntante sinistro, vedi che si passa sempre, destro puntante sinistro, ancora, prima che parta, ehi, no, per lasciarlo! Spostati, no! Vai, sei visitato lo stirare. No! Devi richiamare il patrone è sempre lo stesso nome. Siamo evidenti che allora, facciamo un applauso del pubblico ovviamente, i protagonisti di questo match, prendiamo una diretta finale e poi passeremo pugilatamente per le due comandi del match. Sempre nella servizio premiale, il nostro presidente del nuovo Fiorese. Ne aggredisce?
Lo diamo al verdetto, vince alla doppio, Ranieri San Marco,